Buonasera a tutte e buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria live a Zalib. Applauso. Allora, per chi non sapesse cosa sta succedendo, io mi presento, io sono Daniele Tinti, Tintoria è il mio podcast, co-condotto e co-autorato da Stefano Rapone, dietro la telecamera c'è Gabriele Antinori e oggi l'ospite di Tintoria è Sonia. Un applauso scrosciante. Grazie. Allora, essendo questo un podcast, non è uno spettacolo e quindi noi faremo una conversazione e voi siete stati così gentili da venire ad assistere a questa conversazione. E Stefano, non so se tu vuoi iniziare, essendo tu io devo fare una doverosa premessa. Allora, diciamo, come ti dicevo prima, sì. Tu sei un po' il Cristiano Ronaldo. Esatto, il Cristiano Ronaldo dell'infanzia delle persone, perché bevi l'acqua. No, però certo. Sei proprio la cosa che differenzia le persone cresciute nel Lazio dalle persone cresciute fuori dal Lazio, per cui all'interno di questa regione sei veramente Cristiano Ronaldo, mentre spostandosi fuori la maggior parte delle persone non sanno chi tu sia, però anche io che sono cresciuto in Abruzzo, avendo i nonni a Roma, ogni volta che li andavo a trovare guardavo Super 3, quindi questo lo dico alle persone che stanno guardando questa puntata o la stanno ascoltando, che non vivevano nel Lazio, non sapete che cosa vi siete persi. Ecco, non lo sapete. No, grazie per il paragone con Cristiano Ronaldo e non con Cristina D'Avena, per carità, perché io l'adoro Cristina D'Avena, però io sono Cristina D'Avena del Lazio, ma in realtà non sono una cantante, ho fatto la conduttrice per il Lazio, anche se un pochino poi uscivamo fuori dai confini. Quindi un po' in Campania, Umbria e Toscana anche, però insomma in realtà sono stata una realtà regionale. Una realtà regionale per 24 anni, quindi insomma ho cresciuto tantissimi di questi ragazzi che oggi sono qua. Ti devo avvicinare un po' il microfono così. Grazie. Okay. Quindi ho cresciuto c'è cresciuto televisivamente parlando a tutti noi, perché diciamo in breve, diciamo sì. È un po' un'istituzione. Io sono ancora un po' emozionato a stare qui, anche il pubblico, tutti quanti siamo emozionati perché noi tutti quanti siete cresciuti, cioè, sapete chi è? Siete cresciuti qui nel famoso Lazio e diciamo c'era questo canale che si chiama Super 3, che era un canale regionale. Prima si chiamava TRE, poi è diventato Super 3, esatto, perché è diventato più potente nel corso del tempo. E questo canale praticamente faceva concorrenza ai canali più forti, tipo Mediaset, la Rai con i cartoni. Principalmente è un programma che faceva cartoni animati, un canale che faceva cartoni animati, però la sera, tra l'altro, tipo dalle 7 mi pare. Noi abbiamo iniziato una fascia oraria che doveva contrabbattere insomma il telegiornale dell'emittente nazionale, quindi abbiamo pensato proprio a quell'orario ben preciso, non è che con la fascia cartoni. Altri cartoni, sfidava il telegiornale, quindi gli adulti contro i bambini, metteva questo. E quindi discussioni in famiglia, televisori in più acquistati, quindi insomma, abbiamo dato anche uno spinta all'economia locale. Questo insomma, siamo stati di aiuto in quel senso. Che all'epoca serviva comunque, c'erano i soldi, quindi si poteva fare. E c'erano tutti questi cartoni animati che poi erano tutti cartoni, poi ne parleremo, ma tutti cartoni animati che non erano quelli che vedevamo su Mediaset o su Fininvest, anche lì poi è diventata potente. Su Fininvest, ma cioè erano cartoni poi anche forse anche un po' più vecchi, però comunque belli, e tra un cartone e l'altro c'era la posta di Sonia. La posta di Sonia, esatto. Dove c'era Sonia, che comunque... Anche le zanzare? Grazie ragazzi! Che comunque, non so come tu faccia, sei rimasta uguale. Tutti mi dicono come diceva Birillo, sono ben conservata, ma diciamo che questo nasce anche dal fatto che voi mi guardate con gli occhi di quando eravate piccoli. E questo per me va bene. Sei anche proprio rimasta giovane, cioè noi ti guarderemo con quegli occhi, però effettivamente pure come Brillo sei un cyborg. Dovrebbe esserci questa poi sai, non poteva, diciamo anche la trasformazione o il presentarsi doveva essere una cosa molto semplice, no? Quindi vabbè, anch'io i miei occhiali perché ero ciecata, quindi
gli occhiali non erano semplicemente così come un classico accessorio, ma erano indispensabili, poi insomma il mio dentino storto, quindi comunque ero una persona di casa. Forse questa cosa è andata, si è sentita che insomma mi sono ritrovata così di fronte alla telecamera in una maniera del tutto casuale. Quindi. Infatti c'era questa è una cosa di cui volevamo parlare, cioè comunque sia tu hai coperto un ruolo abbastanza unico. Come si diventa Sonia? Non Sonia tu, ma quella Sonia là. Fammi finire, cioè, facciamo un quadro ancora per chi non è Ti chiedo di qua, che comunque questa era la posta di Sonia, eri tu che leggevi letterine. Sì, invitavi i bambini a scrivermi Dei raccontandomi bambini. se avevano dei piccoli problemi, perché io servivo per risolvere i problemi. Quindi Mr. Wolf quindi mi dei canali scrivevano regionali. raccontandomi insomma delle discussioni in casa tra fratelli, sorelle dell'amichetto, oppure la passione per quel compagno di classe, oppure quella non mi guarda, e quindi poi c'erano le foto di famiglia, quante, e i disegni, e quindi io lì insieme anzi prima iniziavo da sola, quindi leggevo e se c'era un problema davo la mia risposta. Dopodiché mostravo la foto, il disegno, nome e cognome, cioè era proprio Mario Rossi che mi scriveva da via Penitenza 35, ecco, per cui non era un nome inventato tanto per far vedere che qualcuno mi scriveva. Quindi Anche le tu letterine, le prime l'ho sempre detto, erano circa 10, una decina, quindi Sonia, vedi, qualcuno ti ha sentito, no, i miei colleghi. Quindi qualcuno insomma ci ha seguito, poi ne arrivavano 200-300 al giorno, quindi la posta arrivava anche senza l'indirizzo completo. Me li portavo pure a casa perché era una mole immensa di lavoro. Ho salvato mia madre dalla depressione con le lettere, quindi si metteva lì, le spillava tutte, poi guarda, leggi questa. Poi l'altro giorno mi ha detto: ho ritrovato quelle dei ragazzi innamorati di te. Dico, come? Ma dice, sì, quelle me le ero tenute da parte e le ho ritrovate nel cassetto. Dico, cioè, per me era una cosa impensabile, perché comunque Quindi smistava le lettere. sì, no, quelle se le ha proprio tenute da parte, Ah. ma non so perché, vabbè, comunque quelle se le ha tenute da parte, quindi tantissime, tante ne arrivavano. E capito? poi c'era anche la cosa in più, che il livello successivo era invitare il certo. bambino nel Quando è arrivato alla famosa nello giraffa, studio. la mia amica giraffa, Che salutiamo. quindi c'era lo sponsor, quindi ci potevamo allargare un pochino di più, quindi c'era l'invito e poi c'era il giocattolo. E chiamavo io a casa e lì mi divertivo, era uno spasso perché, capito, troppo divertente. Rispondevano i ragazzini: ciao, tu sei Andrea? Sì, ciao, io sono Sonia di Super 3. Silenzio. Andrea, ci sei? Ma corri che c'è Sonia al telefono! Capito? E dall'altra parte, ma sta zitto, non hai capito, ma chissà. E invece poi ero io perché tenevo chiuso a chiave, erano 3 blocco notes stragolmi davanti e dietro di tutti i nominativi con i numeri di telefono. Ma chi li dava questi? Che ancora ce l'ho, quelli l'ho portati via dalla televisione. Ma questi numeri chi li dava? Cioè, No, i genitori sapevano benissimo che i bambini scrivevano, perché comunque dovevo parlare con i grandi di casa, perché comunque c'era, vabbè, dovevano accompagnarli essendo minori, e quindi invitavo, davo il giorno e venivano tutti precisi, carini, coi fiori, le cose, insomma. Ma la scelta quindi la facevi tu in base a cosa? Così, niente, a caso? a Al caso. disegno neanche, no? No. Non c'era, se c'era magari una situazione particolare, vabbè, quello è normale che davo la precedenza, però non c'è mai stata una ricerca oppure una prova anticipata dell'angolino, per cui chi veniva, le porte erano aperte sempre a tutti. Incredibile. E quindi, capito, vivevano l'esperienza, facevamo vivere l'esperienza della televisione. Della quindi, televisione. Quindi cosa significava avere la telecamera, i microfoni, essere intervistati, e poi c'era il giocattolo finale, c'era chi andava bene e si portava a casa un bel giocattolo, ma c'era pure il giocattolo quello, e te li vedevi che li prendevano contenti, però insomma te l'avrebbero restituito, qualcuno me lo chiedeva, E Ti posso dire qual una era il cosa, criterio tu? di selezione del giocattolo a questo punto? Cioè, No, era la giraffa che sceglieva, mandava voleva la che giraffa. magari per quella Posso settimana. dire una cosa, una nota un po' dolente questa. Dimmi. La mia ragazza è venuta quando era piccola, la saluto, ciao Alessia, è venuta Ciao Alessia. da te e Che le ha ho fatto rifilato. degli yogurt. Lo so. Però vabbè, in qualche modo, no, perché io per registrare me l'hanno fatta ripetere, cioè 24 angolini, ne ho ripetuti altri 24 assaggiando altro yogurt. Perché il mio collega non C'era. aveva spinto rec.
Ah, vedi? E quindi C'era lo sponsor che era è la centrale del latte di Centrale Roma. del latte. Però era famosissimo all'epoca, non so se ancora adesso c'è, sì. sì, c'è. Però io sono anche andato, la mia prima gita che ho fatto era la Tutti, centrale del latte. Tutti, alzatela perché? tutti alla centrale del perché latte. andavamo alla centrale del latte? Vabbè, era un'istituzione, sai, locale, romana, un'azienda. Poi alla fine insomma. era latte. Cioè, Era latte, però io No. tramite la centrale del latte di Roma poi ho fatto un viaggio in Romania. Al tempo c'era ancora la dittatura di Ceausescu e quindi c'era l'esplosione dei bambini con l'AIDS, dei bambini soprattutto che vivevano negli orfanotrofi. E quindi tramite Mino D'Amato, che è il famoso giornalista che camminò anche sui carboni ardenti, non so quanti ragazzi se lo ricordano, ma era un giornalista della RAI, quindi lui si occupava di questo orfanotrofio, infatti aveva anche adottato una bambina e mi invitò ad andare in questo orfanotrofio perché i bambini avevano imparato la mia canzone della buonanotte. Quindi il Super Quindi 3 nel Lazio e in Romania. Siamo andati là, abbiamo registrato perché volevo raccogliere dei fondi per aiutare questi bambini, eccetera. E quindi andai lì e con questi bambini che avevano imparato la mia canzone della buonanotte, poi registrammo la canzone là. E ho fatto questo viaggio tramite la centrale del latte di Roma. vedi, quindi ha fatto anche cose buone. Ho fatto anche oltre che allo yogurt, Esatto. No, perché poi è venuto anche un bambino che poverino quel giorno gli capitò lo yogurt al limone, che è una cosa. È tosta pure quando è buono, poi se sei piccolo. Capito, però tu devi vedere con quale compostezza se l'è mangiato, no? E la madre dopo mi ha detto: ma come che a te lo yogurt non piace? Però amor certo. mio se l'era ingoiato, insomma, lo yogurt. Che meraviglia. Sì. E poi infatti c'era, per chi sempre non sapesse, alla fine di tutti i cartoni animati, verso le 9 Sì. circa, c'era la canzone della buonanotte Esatto. che cantavi tu. È perché dovevamo chiudere, mandare i ragazzi. La televisione a quel punto era completamente, diciamo, di monopolio dei più piccoli, però era diventato, cioè molti ci chiamavano anche in televisione, molti genitori si lamentavano perché ci durate troppo, e allora dico, vabbè, inventiamo una conclusione al programma. E quindi venne creata la canzone della buonanotte, che io ho cantato una volta sola. Infatti quando mi capita di cantarla io non me le ricordo le parole. Capite? Tutti mi dicono: perché non la sai? Ma la cantavi tutte le sere. Ma io non è che la cantavo tutte le sere. Cioè è vero che eravamo in onda 365 giorni l'anno, Natale, noi eravamo sempre in onda. Però insomma l'avevo cantata una volta sola. Quando è registrato e poi andavi. Esatto, e poi è andata in onda con il video della buonanotte, eccetera. Io voglio fare un sondaggio qua. Quanti andavano effettivamente a letto dopo la canzone della buonanotte? Anche prima qualcuno ha risposto. Prima? Non aspetta. 2 persone solo? Perché vedi. tu andavi a dormire con la canzone No, io buonanotte. no. Ma Perché- nessuno. Che era infatti- presto. Che le 9 era presto. presto. certo, però quello vabbè, almeno eravamo a posto, sapevamo che la fascia cartoni chiudeva, insomma. Sì, Sì. era per dare un segnale comunque Esatto, sia a questi bambini Comunque il TG era voraci finito, di quindi. cartoni Esatto. animati. Anche perché iniziavamo anche alle 6 del mattino, davamo anche la sveglia, per un periodo abbiamo dato anche la sveglia al mattino per andare a scuola, insomma, voglio dire. Stupendo, era come la Cina adesso che mette le musichette prima e dopo dove bisogna fare ginnastica, era Esatto. così. Si sta creando, vedi, c'è la Cina, prima la Romania col Ceausescu. Cioè comunque una Stiamo, serie stiamo di circolando legami intorno tra poi. Sonia e il comunismo. Si sta creando. Allora, per tornare però Sì. ecco, alla cosa che stavo dicendo prima, la cosa che mi incuriosisce è come si diventa Sonia di Super 3, cioè nel senso com'è che si finisce a fare quella cosa unica? Guarda, questa domanda io non so dare una risposta. Perfetto. No, nel senso che io mi sono trovata comunque a fare una cosa con estrema semplicità. Non è, cioè io volevo diventare insegnante, anzi prima ostetrica, poi ho cambiato, sono diventata un'insegnante elementare, però non ho mai insomma svolto questo lavoro. E poi te l'ho detto, mettendo un annuncio su Porta Portese sono arrivata a lavorare come segretaria a Super 3 e poi mi sono ritrovata così casualmente con l'annuncio per trovare lo slogan, però è come se l'avessi sempre fatto, quindi è vero pure che magari io sono una gemelli, quindi c'è anche un altro aspetto del mio carattere, io sono timida, però con la telecamera questa timidezza passa in secondo piano, quindi la facilità di parlare, di comunicare, forse c'avevo un sacco di cose da dire, finalmente E hai trovato... ho trovato un canale, un modo. Cioè quindi tu
Hai messo tu un annuncio? Io ho messo un annuncio come segretaria, Ok. quindi la televisione mi chiamò, fece una prova di dattilografia, quindi andò bene, e per 1 anno e mezzo rispondevo al telefono, scrivevo a macchina, ogni tanto le mie mani sfogliavano i cataloghi per gli spot per il calcio. perché Infatti c'erano- facevi la modella delle mani, cioè ti Esatto, inquadravano le mani esatto. che sfogliavano. Sì. Poi siccome dicevano sempre chi ha al telefono hai una bella voce al telefono, prova a fare questo annuncio, vedi se i bambini a casa ti rispondono, eccetera. Quindi dovevano trovare questo slogan per la televisione e mandammo in tilt il centralino, perché tutte le telefonate vennero deviate a casa di una signora che arrivò la mattina disperata perché tutta la sera, tutta la notte squillava il telefono con i bambini che davano gli slogan, perché noi avevamo un centralino classico, insomma, da ufficio, non pensavamo che Ma lo slogan era quello... TR la TV per tutti e tre, infatti, esatto. che fu la prima cosa, cioè, appunto, fatto dal pubblico pure lì. Esatto. Siamo stati veramente Infatti. Dei sì. precursori. Storia. Quindi vi è Preistoria. impazzito il centralino per lo slogan. esatto, sì, perché a un certo punto le telefonate non riuscivano a essere più smistate. L'abbiamo mandato in tilt, quindi venivano deviate a casa di questa signora che abitava lì in via Damiano Chiesa, vicino da noi. Vedi, E incredibile. quindi questa disperata Sì, la sarà mattina, stata molto contenta, sì, immagino. molto. Infatti è venuta la mattina incavolata nera, però anche per noi è stata una sorpresa. Ho fatto piacere, naturalmente, non gliel'abbiamo detto a lei, però insomma, dopo da Quindi lì. questo slogan, cioè, non ho capito come... Perché prima noi eravamo legati c'era un circuito con la campagna, che adesso anche ho la mia età, chiedo scusa ragazzi, ma tante cose me le sono Odeon, forse. Bravo, grazie. Abbiamo anche Ecco l'elicottero. qua. E quindi L'elicottero poi di Odeon TV che... Odeon TV, sì, era un circuito nazionale, ma a un certo punto non arrivavano più le videocassetti, i programmi non arrivavano più, aveva fallito, quindi per un paio di volte i miei colleghi hanno preso il traghetto e sono andati, credo che a Capri c'era la sede dello smistamento dei beta, e quindi era più l'impresa e la spesa e tutto il resto, quindi ho detto no, basta, togliamoci del circuito e produciamo noi, insomma. E quindi da lì poi è nata l'idea di ridare un'identità alla televisione creando questo slogan, quindi TR la TV per tutti e tre. Però tu già stavi in video in quel periodo, oppure no? No, sono stata io che da lì è iniziato il tutto, perché Ah. io ho invitato, l'ho ripetuto 24 Ah, volte questo ok. spot per invitare i bambini ad inventare questo slogan. Perché me lo ricordo questa cosa. Te la ricordi? Però perché? Non c'erano i cartoni comunque sempre, oppure No. perché? Ma vedevo Super 3 che c'era. Forse c'era un film, magari, non lo so. Vedevo i film. Sì, Ma c'era che ne Odeon so, TV, boh. allora insomma ne aveva Può c'era. darsi. Avrei visto 100 volte Febbre da cavallo. Può darsi. Perché Febbre da cavallo noi l'abbiamo mandato, presumo, a tappabuchi, così si diceva quando c'era. Non lo so quante volte. C'era sempre Febbre da cavallo su TR, quindi sicuramente avrei visto Febbre da cavallo. Può darsi. Può darsi. Sì, comunque il grande Gigi Progetti. Beh, grande, certo. grande film. E quindi poi, allora, tu vai in video per fare questa cosa, dicono ammazza, abbiamo sfondato i centralini, Sonia funziona, Ok, facciamole fare. adesso prova ad invitarli a farti iscrivere. Ok. Quindi dare l'indirizzo, tutto quanto, e da lì abbiamo iniziato dalle 10 letterine alle 200-300 letterine al giorno. Questo prima ancora dei cartoni, cioè c'eri solo tu che facevi questo programma di Febbre da interazione col Perché pubblico? la fascia dei cartoni era già stata programmata, però era stato fatto volevano creare una conduzione con dei bambini, perché i cartoni animati per legge non potevano essere interrotti dalla pubblicità, quindi bisognava creare un programma a cuscinetto, e questo programma a cuscinetto poteva a sua volta contenere la pubblicità. Quindi avevano pensato a una conduzione fatta da bambini. Quindi quel giorno abbiamo avuto migliaia di mamme, più che di bambini. Sì. Come dicevo prima, un po' la Anna Magnani, come bellissima, e quindi insomma ci siamo resi conto che era impossibile. Allora dice Sonia, prova tu, senza impegno, guarda, prova, fai, vediamo quello che succede, e poi insomma da lì ci è andata È bene, partito. insomma, è partito, sì. Tutto. Quindi c'era il famoso croma, io immersa nei cartoni, per cui per quello molti ragazzini dicevano ma io dopo esco, posso tornare a casa? Perché eravamo completamente immersi nei cartoni animati. Ma quindi non c'era lo studio fatto, cioè, con le C'era cose? il pannello cioè- verde con il croma che Pensavo mandavano. fosse tutto vero. Dopo quando è arrivato Birillo invece, perché Birillo aveva quel colore celeste, altrimenti eravamo trasparenti. Allora con Birillo, chiedo scusa ragazzi. No, certo. Allora intanto Stefano spiega chi è Birillo Birillo per le persone che è non sono un- cresciute nel Lazio e si sono perse questo sogno. È un robot. È un robot alto, grosso, è tipo Emilio però più grosso, Però tipo gigante. 2 metri, Sì. e che E parlava che sa e parlare, che è la creazione di
Abbiamo scoperto chi c'è dietro Birillo, però non ve lo diciamo perché vogliamo che rimanga il fatto che sia un vero cyborg. Sì, perché tutti convinti che ci fosse qualcuno dentro, non c'è nessuno dentro, cioè una persona umana dentro Birillo non potrebbe starci, quindi c'è una bella batteria delle auto, c'è un mixer e quindi che permette di modulare la voce eccetera, ed è molto bravo il suo papà, la sua anima, che secondo me è più Birillo il papà che Birillo stesso. Ah, vedi, questo è bello, che Sì, l'umano è un involucro per sì, Birillo in sì, realtà. perché Cioè, c'è proprio è nato con il destino un giorno di dare voce a Birillo. nasce in Francia per un istituto di bambini autistici. Mhm. E quindi inizialmente viene creato per questo, poi viene in Italia e diventa poi la mia spalla, anzi l'uno alla spalla dell'altro, perché poi alla fine insomma si crea questo feeling che non si è mai interrotto ma che continua quando ci vediamo. Ci dicevi che improvvisavate tutto, non era... Tutto improvvisato, non c'era mai nulla di scritto perché tanto non veniva se che scrivevamo prima, quindi dalle letterine poi nasceva l'idea della puntata e andavamo di getto. Non dicevate mai cattiverie, tipo a telecamere spente? No, eravamo veramente buoni. Sì, non ti ci vedo a dire cose cattive. Infatti, e quando dicevo una parolaccia, perché qualche volta ragazzi Non ci credo. mi capitava, no, perché spesso ero io e Birillo e basta, cioè telecamere fisse, c'era nessuno in studio, no? E quindi perché l'operatore, quello che prendeva la sigaretta, per carità, però certe volte, e quindi diciamo quelle volte in cui veramente mi arrabbiavo, Sonia ha detto una parolaccia, capito? Lo regista, insomma, questa cosa... Il regista era un bambino. Non hanno potuto fare la conduzione, gli hanno dato la regia ai Capito? bambini. E questa cosa, Sonia ha detto una parolaccia, sì, no, vabbè, io per natura sono molto tranquilla. Però ogni tanto quando un Quando c'è cyborg si mette di traverso. Però insomma mi sono sempre, no, in trasmissione sono sempre stata molto, eravamo ipercontrollati in tutti i sensi, poi tra il telefono azzurro, quello e l'altro, quindi insomma. Ma infatti questa era un'altra cosa a cui volevo arrivare magari più in là. Però essendo un programma così visto e avendo una fascia importante come quella dei bambini, cioè, è mai successo che ci fosse un tentativo di controllo, diciamo, politico? Cioè che dicessero, di questo invece di questo, parla di questo, non parlare di questo? C'erano le pressioni da quel punto di vista? No, devo dire che sono sempre stata molto libera in questo, anzi a volte capitava che magari mi veniva chiesto gentilmente di invitare qualcuno nei miei angolini e quindi io ero sempre un po' restia perché avevo molta libertà. E quindi veniva sempre il capo a chiedermi se per favore Sonia mi faresti un regalo grandissimo se invitassi questo bambino, perché il più delle volte dicevo di no. Però no, devo dire che ho avuto sempre molta libertà, non ho mai subito cioè questo non dirlo, questo non farlo, no, assolutamente no. Vedi? E questa cosa della libertà secondo me si ricollega anche alla prossima domanda, che è la selezione dei cartoni animati. Prima Sì. ne avevamo parlato backstage, però secondo me è molto interessante. Qual era il criterio di selezione dei cartoni animati? Chi sceglieva quali cartoni e come mai? Allora, i primi cartoni sono stati scelti in base ai nostri ricordi, quindi non c'era l'attenzione che c'è adesso, voi siete preparatissimi, insomma, voglio dire, chi è andato in Giappone ha studiato, vero, no? Chi si è laureato su questi argomenti, quindi per me questa cosa erano scelti di pancia, di affetto, di ricordi, quindi poi dovevano avere un sacco di puntate, quindi più puntate avevano e l'ufficio programmi era contentissimo perché poteva così programmare tutta la stagione eccetera, quindi i cartoni animati inizialmente venivano scelti in base a quello che per noi, questo me lo ricordo che è andato in onda quando ero piccolo eccetera. Poi piano piano siamo entrati in contatto con quest'altro mondo immenso, quindi si parlava di anime, di manga, abbiamo avuto anche trasmissioni dedicate a questi argomenti con Maniacs, questo gruppo di ragazzi, e quindi con loro magari avevamo delle indicazioni più precise, quindi scegliete magari questi cartoni perché questi hanno grande seguito, sono molto amati, però altrimenti la scelta era veramente casuale. Quindi venivano scelti così. Stupendo. Bellissimo. Infatti, vai. io mi ricordo il momento che c'era il cartone quello più seguito, forse all'inizio era Doraemon, Sì, può darsi, sì. e poi però veniva interrotto a un certo punto, cioè domani finisce, e noi tutti quanti eravamo sconvolti da questa cosa, e come oggi tipo con le serie, nel senso che ci sarà al posto suo, ci viene annunciato questo Fantazoo, diciamo, e diciamo ma come sarà? Secondo me
una bomba, finissimo. Ma Fantazzolo ho insistito moltissimo perché la persona che si occupava del dice no, ma questo non mi piace, perché no, dico questo l'avevo visto poi su un altro canale. E quindi quando ci fu proposto, ho detto, se prende questo facciamo il botto. Infatti poi fu scelto come orario le 20, quindi proprio è un orario strategico, ma quello era considerato civette, Sì. pappagalli, cioè avete tutto quasi. Sì, sì. Fece il botto perché poi fu scelto come fascia oraria alle 20. Quindi sfidava il TG1. Esatto, quello era proprio il cartone della famiglia. TG2. Infatti fu considerato il cartone della famiglia, anche se ci creò il problema di possono ammazzare il latte, perché quella era una parolaccia. C'è la gente Quindi ci chiamarono perché non era diseducativo. Ah. che diceva te possino Sì, no, ammazzare il latte. Ti possono ammazzare al latte, quindi... Quando il doppiaggio era libero e quindi hanno pensato di tradurre un cartone giapponese con questa No, frase. Esatto, che poi era esatto. mezzo tipo Sì. mezzo Bruxelles dove perché il toro aveva l'accento un po' romano, mentre Camilla, la tartaruga, era toscana. Mi sono rotto il guscio, c'era sempre il guscio. ma era già doppiato così, non Sì, era già era doppiato già così. comprato così. Sì, no, ok. era bellissimo, esatto. Abbiamo visto pure, cioè, quando mi dicono beata te che tutto il giorno guardi i cartoni animati. Perché questo cioè, per i più piccoli era questa la Certo, cosa, che io ero il sogno. fortunata perché io tutto il giorno guardavo i cartoni animati. Invece, insomma, facevo molto altro, però, insomma, giustamente vivevo sogno di Super 3, perché il mio cognome non c'era allora, no? Poi pian piano è uscito dopo. Quindi io ero Sonia di Super 3 e quindi questa Sonia di Super 3 tutto il giorno guardi i cartoni animati. Ma li vedevi qualche volta, no? No, sinceramente Cioè, la nausea. no, anche perché poi c'era la lettura delle lettere, invitare i bambini. Poi se magari ho detto anche prima che se mancava un collega del telegiornale, mi dice Sonia che mi scrivi sto servizio del TG, magari se era il TG Cultura andava meglio, ma quando capitavano notizie di cronaca lì vabbè, però scrivevo e quindi facevamo un po' di tutto perché la televisione locale è proprio artigianale, almeno la mia lo era in tutti i sensi, quindi eravamo veramente noi che facevamo di tutto e di più, quindi dal creare le scenografie, dalla produzione, insomma tutto Ma quanto. infatti mi ha stupito che mi dicevi prima che mentre tu eri comunque il volto di Super 3, Sì. al tempo stesso facevi anche il centralino. Eh cioè, sì, perché i primi tempi, per il primo anno io andavo sia in onda, rispondevo al telefono, scrivevo a macchina, incredibile. accoglievo i clienti, insomma facevo tutto questo, insomma, perché comunque mi dicevano però non sappiamo come andrà, quindi tu devi continuare a fare il tuo lavoro. Va bene, avevo 23 anni, quindi ero proprio piccola, dico va bene, dico continuo. Poi insomma le cose diventava sempre più complicato perché Anche perché ha avuto successo subito questo format, immediatamente è diventato una cosa enorme. Sì. E quindi però hanno continuato, cioè tu dopo il primo anno hai continuato a fare tutto quanto? Dopo un oppure anno hai e detto- mezzo, no, dopo un anno e mezzo gli altri poi si rendevano conto che era impossibile, poi non era carino, insomma, che veniva la gente, mi vedeva lì, aspetta, adesso vado a registrare, poi tornavo dietro al centralino che andava a rispondere, insomma. No, certo, dici dopo un po'. E quindi sono stati così magnanimi, dice vabbè, adesso insomma ti occupi soltanto dei 2 programmi. E così insomma è stato. Ma com'era essere famosi in quel... Ma io, sai, io mi sono resa conto di tutto quello che ho fatto quando la televisione ha chiuso, perché per me era la mia, cioè io entravo alle 9 e uscivo alle 6, dal lunedì al venerdì, ero una dipendente, quindi non è che, sai, vado, torno, c'ho il trucco, cioè per me era il mio lavoro, poi tornavo a casa, c'era mio figlio, quindi per me era la quotidianità più normale, sì è vero, c'era la risposta delle letterine, c'erano i ragazzi che venivano in studio, ma dopo che la televisione ha chiuso, e quindi io sono tornata alla vita normale che ho sempre fatto, ho riscoperto che invece non ero stata dimenticata, cioè il fatto di aver comunque seminato e lasciato qualcosa di bello nei ricordi di tantissimi di voi, per me è stata la più grande soddisfazione, cioè è così, grazie, quindi è questo. Cioè, dall'altra parte non se ne sono mai resi conto. Io l'ho vissuta, l'ho toccata, la sto toccando adesso, anche adesso, qui con voi, quindi... Poi Che bello. una fama particolarissima perché appunto qua a Roma sei, Sì. dicevamo prima, Cristiano Ronaldo, e invece se vai al mare a San Benedetto del Tronto stai No. tranquillissima. Sì, ma sì. Al massimo puoi sentire, oddio, ma quella... Sì,
Se sono romani, sì, solo dalla voce. Oppure capitava che molti ragazzi che vivevano in altre regioni avevano i parenti qui nel Lazio e quindi molti mi scrivevano chiedendo se era possibile venire in studio, però ad agosto la televisione era chiusa. Ah, certo. Quindi perché mi seguivano quando erano due fratellini milanesi sono riusciti a venire. Ah, due milanesi, Due incredibile, milanesi quindi era che pure un venivano a programma di trovare- integrazione. Dice, ma peccato che qui da noi non c'è. Sì. Peccato che qui da noi non c'è questo programma. E quindi hanno tentato anche altre regioni, la Toscana con Rete 37 voleva creare, però erano gelosi. Erano gelosi e quindi non è stata fatta Quindi questa cosa. Super 3 era gelosa di questo format. Ma Sì, anche infatti- Telemonte Carlo mi chiese in prestito. Ma tipo altre, appunto, siccome c'era questo successo, altre reti anche Sì, mi più chiesero, grosse. chiesero al mio capo se era possibile prestarmi con tutta la posta. Quello giustamente gli ha detto no. Un po' tipo No. Rai, Mediaset, così. Guarda, fui contattata perché risposi casualmente al telefono. Quindi risposi casualmente al telefono e dice: ma lei è Sonia, finalmente riusciamo a parlarle perché non riusciamo mai a comunicare con lei. Dice, c'è un provino per la Rai per Solletico, che fece allora la figlia di Mara Venier. Dice, ma le dice, hanno sempre detto che lei non è interessata a questo. Dico, ma veramente io queste telefonate a me non sono mai arrivate. Quindi Incredibile. c'era un filtraggio silenzioso e sottomesso. E quindi feci questo provino. Io con la mia giacchetta rossa, la mia gonnellina scozzese, mi presentai. Per me, cioè, un mondo a parte, no? Quindi mi diedero un copione. Cioè, quando sono entrato ho fatto il provino. Scusate. Ho fatto il provino. Cioè, devi immaginare che hai una banda di bambini. Sai, capirai, dovevo ripetere a memoria quello che c'era scritto su quel foglio, però vabbè, poi scelsero giustamente, anche perché era il periodo in cui Mara Venier era seguitissima con Domenica In, quindi era lei la conduzione, e poi Elisabetta Ferracini fu scelta lei per Solletico. Però insomma mi fece piacere che la Rai... Beh, è vero che Sonia fa i nomi, questo è vero, fa i nomi e i cognomi. Ormai prima era una deformazione professionale questa cosa. Non lavora col favore delle tenebre. Ma pensa che Sliding Doors si sarebbe creata, cioè Sonia a Solletico, cioè sarebbe stata una guarda. roba. Forse l'Italia sarebbe stato un posto migliore. Posso fare anche un altro nome, perché mi è venuto in mente, Vai, poi le cose tanto me le ricordo. Perché poi tentarono anche di copiare la mia trasmissione. Quindi Maria Monsè fece una trasmissione, Gabriele Laporta, sempre della Rai, ideò questo programma che andava in onda alle 20. Ah, me lo Su ricordo, Rai 2, me lo ricordo. su Rai 2, dove lei apriva dei pacchi dove i bambini chiamavano e telefonavano e nei pacchi trovavano il regalo. Ok, arriva una telefonata, arriva questo ragazzo e dice: sai, io sto preparando una tesi sulla TV, sui bambini, posso venirti, posso incontrarti? Dico, vabbè, vieni. Quindi si presenta tutto quanto, adesso il nome non me lo ricordo, però successivamente scopro che era il figlio di Gabriele Laporta, che era venuto A spiare. esatto, e guardava tutte le mie lettere e a un certo punto mi fa: ma tu come fai? Dico: a fare cosa? A fare quello che fai. Dico: vabbè, guarda, cioè, a me non l'ha insegnato nessuno, cioè per me io parto, no, perché io vorrei capire, cioè non c'era, nel senso che Stefano non c'era niente cioè è una cosa che faccio con estrema naturalezza e basta, cioè, capito? Lui cercava di capire, quindi ho fatto un altro nome, Sì. capito? Ce l'abbiamo tutti. Quindi, capito? Così. Insomma... Incredibile. Quindi era venuto a spiare, a capire, per capire dove qual fosse era. il segreto, ma il segreto non c'era perché Non il c'era, segreto perché- eri tu. Nel senso che la lettera, poi se la leggo in quel momento mi viene da dare la risposta, cioè veniva così, capito? Quindi non è che... lui voleva capire qual era il meccanismo, ma in realtà dietro non c'era un meccanismo, non c'era. Quindi tu eri conduttrice e autrice, cioè nel senso le risposte che davi, le domande che facevi Sì. ai bambini, era Sì. tutto tuo. Sì, sì. E però tutto questo da dipendente, cioè Da nel senso, dipendente. perché non era il mondo della televisione adesso che uno entra dicendo studio in accademia per fare la conduttrice e faccio la conduttrice. Infatti io avevo dei periodi, soprattutto in prossimità delle vacanze di Natale, Mhm. perché avevamo le dirette quasi tutti i giorni, quindi c'era la diretta con la giraffa che davamo i regali, delle promozioni durante le feste di Natale erano una al giorno e quelle erano tantissime, eccetera. Io arrivavo a un totale blackout, cioè la mia voce, anche perché non ho fatto dizione.
quindi dovrei respirare di pancia, invece tutto di gola, per cui avevo delle settimane in cui praticamente io non avevo voce, c'era una chiusura e ho fatto gli angoli delle chiacchiere anche in queste condizioni, perché i bambini non è che potevo rimandarli a casa, Certo. cioè non potevo farlo, però avevo dei periodi in cui a un certo punto finiva, cioè, l'energia. Perché ti strizzavano parecchio comunque sia, Sì, perché era il periodo quello più importante, no? Perché poi c'era la grande diretta di Natale dove davamo basta che uno chiamava e telefonava, poteva scegliersi il giocattolo, cioè il giocattolo nel range c'era dei una giocattoli rete della giraffa. Esatto, c'era la nostra scenografia era comunque un insieme di giocattoli da cima a fondo, e quindi i ragazzi potevano scegliere quello che volevano. La giraffa, altro grande Sponsor, divisore, signore. cioè io all'Aquila non c'erano No. i negozi della giraffa, e io che vedevo appunto il programma quando andavo a casa dei nonni e delle nonne, pensavo, beh, quello è il paese dei balocchi. L'unica cosa che la giraffa proprio a cui proprio la mia bambola, cioè quella proprio, ragazzi, l'ha toppata, non ti piace? no, proprio brutta, cioè perché mi ha fatto le foto come sai quegli schedati in carcere di profilo destra e sinistra, è andato fino in Cina. Era meglio una bambola normale presa con i capelli ricci, gli occhiali, perché quella è veramente... Io ringrazio chi l'ha comprata e chi ancora la conserva, perché quella era veramente oscena. Posso dire una cosa su questa, una storia su questa bambola? Eh. Sai che c'era questa, cioè a un certo punto quando era finito, insomma, Super 3, giravano delle voci su di te, no? Che fine avessi fatto. E come spesso per chi fa TV per i ragazzi, girava la voce che fossi morta di overdose. Girava questa voce. Non è vero, è qui, sta bene. Anche, ma come Tonio Cartone, Anche di Tonio si diceva. ma di molti girava questa voce. E quindi un mio amico al compleanno di mio cugino gli regalò la bambola di Sonia con un laccio emostatico sul braccio. Però No, perché io ero morta in questo festino con Lubrano e Mike Buongiorno. Cioè, adesso io, per carità, l'ho sempre, ma non c'entravo poco e nulla, poi con questi due personaggi, cioè, capito? Quindi quando arrivò questa notizia da me tutti agitati, che facciamo? Rispondiamo? No, il mio capo ha detto no, fai finta di niente. Però magari durante le dirette, durante la diretta, allora ragazzi sono le 19.04 e io sono qui in diretta, oggi è 2 dicembre, sono per darvi i giocattoli della giraffa, quindi insomma cercavo di... Dovevi dare tipo la foto col giornale per dimostrare... Esatto, che sa poi questo gusto, capito? Nel per quelli dei programmi dei bambini, perché Sì. appunto come suggerivano pure Tonio Cartonio, io Tonio Cartonio fino a 2 anni fa ero convinto fosse morto di overdose, poi sì, ma lui è entrato anche insomma in contrasto con la Rai perché non è stato difeso per tutte le cose, quindi comunque per molte persone è diventato un vero problema anche a livello lavorativo, eccetera. E invece no, devo dire che forse è stata la tattica più giusta. Lui sta ancora ridendo del laccio emostatico che stavo lì. no, cioè, immagino il festino. Cioè, capito? No, pure io, capirai, io la sigaretta ne ho provata una volta, ma cioè proprio così, no, con mia sorella, come due matte a Fiumicino, in macchina a fumare, cioè, però quindi sti festini con Mike Buongiorno, ma però mi chiedo, cioè parliamo comunque di pre-internet, questo io che appunto vivo in Abruzzo, a me questo tam tam non mi era mai arrivato, però ai bambini come arriva questa cosa che a un certo punto dice in quarta elementare ci si dice, non hai capito, c'era un festino con Mike Buongiorno? No, non era era dopo, quando sono più grandi, perché insomma poi non, cioè, magari non vedevi più Super 3 o comunque eri già cresciuto. Sì, anche perché poi Super 3 è finito proprio così, di noi abbiamo dovuto chiudere così, basta, senza saluti, senza niente. Però scusa, prima di affrontare questa cosa, ma tu l'hai mai conosciuti Mike Buongiorno o Lubrano? No, io ho conosciuto solo Tonio Cartonio. Ah sì? Sì, perché abbiamo fatto insieme... Un festino pure col... No, no, abbiamo fatto un servizio fotografico che adesso in inglese si utilizza un altro termine che non mi sovviene. Shooting. uno shooting. Bravissimo. Io ragazzi scusatemi ma su questo vivo proprio su un altro pianeta, sì. Perché abbiamo fatto un videogioco insieme che andava su Zikurat,
E quindi non abbiamo girato nello stesso momento, ma ci siamo ritrovati insieme per il servizio fotografico, quindi lui non sapeva neanche che io fossi, quindi gli hanno spiegato poi che era una realtà locale, che cosa, eccetera, eccetera, e quindi mi raccontava appunto tutte le difficoltà che ha avuto nel suo lavoro, proprio per tutte le dicerie che insomma raccontavano su di lui. Quindi tu non hai frequentato personaggi, cioè non ti è capitato di frequentare personaggi famosi dell'epoca? No, io ho intervistato solo una volta Paolo Bonolis. Ah, Salutiamo. comunque collega. Collega, sì, che ha detto complimenti collega, grazie, ho detto, Vedi. ecco. No, sai perché? Perché comunque, diciamo, la mia vita sociale non era molto, un po' per carattere, un po' perché comunque, insomma, vabbè, poi mi sono trovata con mio figlio piccolo, c'era, poi facevo avanti e indietro Roma Latina, e quindi è una vita molto, molto, come quella di tantissimi ragazzi, insomma, la famiglia, eccetera. Quindi quell'aspetto, diciamo, della vita sociale, che sicuramente per un lavoro come questo sarebbe stato fondamentale, io allora non ho fatto questo, insomma, anche perché, come forse per la mia mentalità da dipendente, oggi come oggi, con l'esperienza di oggi, sarebbe stato tutto diverso sicuramente. Però insomma è un aspetto importante anche quello del proprio lavoro. Ma scusa, questa cosa dell'essere dipendente, cioè tu sei, scusa se ti faccio la domanda, però tu sei rimasta dipendente, cioè nel senso tu comunque eri la stella della TV locale che vedevano tutti quanti, Esatto. e a un certo punto hanno detto vabbè, trattiamola da stella locale, No, da local. da segretaria sono diventata programmista. Ah, beh. Quindi sono salita al quinto livello. Al quinto livello e poi avevo, vabbè, degli extra per le telepromozioni, perché in realtà comunque, vabbè, c'era la mia faccia, la mia immagine, però sempre, insomma, in un certo contesto, eccetera. E poi niente, è finito con il contratto il fine lavoro, il TFR e tutto il resto. Vedi. Così. Incredibile. Eppure qua magari col senno di poi uno dice certo, Esatto, si poteva avere più. Sì, sicuramente sì. Vedi, quindi Anche così come la bambola, così come le canzoni. Sicuramente è normale che la televisione mi ha contenuto, no? Mi ha trattenuto in quel contesto, in quella posizione. Naturalmente potevo diventare pubblicista, avrei voluto diventare giornalista professionista, però poi lì c'era tutta una pratica da preparare, se non c'era poi anche insomma, chi della televisione in qualche modo supportava tutta la cosa, non si poteva fare. Insomma, vabbè. ok, vedi Super 3. Super 3. Ma com'è finita poi cioè, il tutto? È arrivata una comunicazione a casa che diceva l'ultima registrazione è il 13 maggio 2013. Così. Quindi io sono andato, ho fatto le ultime registrazioni perché hanno coperto tutto il mese di maggio, e poi io dopo che si mi sono messa a piangere come una disperata, piangevamo tutti i miei colleghi perché non abbiamo potuto dire ciao, grazie, arrivederci, è stato bellissimo tenervi compagnia, capito? Quindi è rimasta un po' tutta sta cosa chiusa, un po' sospesa, Puoi farlo adesso, davanti alle telecamere di tintoria. Ma in realtà poi vedi, non si è chiusa, perché comunque infatti. ho occasione di rivedervi i miei bambini cresciuti, un po' come faccio come Peter Pan, Sì. no? E quindi scusate le mie emozioni, ma sto trasudando, però insomma. Però è sono vero, contenta. sei la Wendy di una generazione di bambini del Lazio. Sì. E Esatto. poi anche lunga perché fino al 2013. Fino al 2013. Cioè, quindi Sì. cioè, c'è gente 8 anni fa, insomma, si è chiuso tutto, più di 8 anni fa. E quindi ti fermano ancora. Sì, come no, certo. Anche poco fa, non so, c'è ancora il disegno. C'è Sì, un c'era in borsa, molto carino. c'è un ragazzo prima, Sì, ma Tirannosauro si chiama. sì. Tirannosauro su Instagram, sì, Sì. facciamo Sì, un po' di. con che c'ha- Birillo. È arrivato, ha dato una letterina, cioè col disegno a Sonia. E quindi poi se n'è andato, poi è se n'è venuto andato. solo per dare questo disegno e ha detto, possiamo dire la frase che ha detto? Che era, guarda, adesso mia madre sarà gelosa perché ho conosciuto la mia vera madre. Sì, no, questa cosa. È vero. Questo è stato No, devo l'approccio. dire che questa cosa nelle lettere è anche adesso, magari con Instagram, perché un pochino, insomma, sui social cerco di armeggiare, di fare, e torna spesso il fatto di essere stata considerata una seconda mamma televisiva. Quindi questo, insomma, è anche di un certo peso, una certa importanza sicuramente, no? E quindi ho cercato di farlo nel modo migliore possibile. Spero di esserci riuscita, insomma. Sì, sì. Beh, Sì. Vero, Grazie. A parte quella cosa dello yogurt, Lo yogurt, tutto il resto.
Poi vabbè, le canzoni imparate in auto, insomma, tante cose. No, devo dire che questa esperienza mi ha portato poi a conoscere, Questa a è un fare po' tante più- un cose. po' più vicina Ah, alla scusate, a portatori, fare tante cose divertenti, insomma, vabbè, così come le canzoni, eccetera. A ballare con gli Anorfè in mezzo al circo, i servizi fotografici. Ti invitavano. Sì, sempre per le telepromozioni, poi io e lei vestita da pagliaccio in una 500 tutta scassata, in via Tor di Quinto, tu pensa, facevamo la telepromozione sulla strada, quindi lei in macchina tutta con la parrucca da clown e io vicino a lei che invitavo i bambini a partecipare all'evento che ci sarebbe stato, eccetera. E quindi insomma tante cose, poi lì per lì no, questa cosa non la faccio, poi quando mi trovo lì parto, vado, mi diverto come una matta. Perché sei gemelli. Perché sono una gemelli, esatto. E Quindi c'è quindi- l'altro aspetto del mio carattere, della mia Sì, dialettica, certo, della i gemelli creatività. sono così. Questo è molto bello. Eh. Timida e poi quando si accende la telecamera invece dici Sì, vado. mio marito è dispiaciuto di questa cosa perché lui vorrebbe che io fossi più quella della televisione che la, capito? Che l'altra Sonia. Però, insomma, quell'altra Sonia esce quando c'è la telecamera oppure, insomma, mi ritrovo a rifare le cose che mi piace fare. Ma invece mi dicevi prima che tuo figlio non guardava... No, assolutamente no. Ma Disperato quando mi vedeva, piangeva come un disperato. Quando c'era l'ora della buonanotte, poi lì proprio andava proprio, dilagava, capito? Ma perché? Non lo so, forse un po' per gelosia, oppure che mi capitava magari, non so, di accompagnarla a scuola, nasconditi, non uscire dalla macchina. Dico, ma perché? No, perché se ti vedono gli altri. E dico, beh, ho cominciato anche alle superiori, quando andavo a riprenderlo, io in un cantuccio lontanissima, capito? Perché non lo so, vabbè. Ma perché era geloso che poi tutti gli altri ti Sì, perché sai, poi è consideravano... normale, no? Che i ragazzi ti vedono, ti abbracciano, ti fanno così, certo. e lui cominciava a tirare, andiamo, insomma, vabbè. Infatti Vedi. queste cose, vuoi venire? Dai, che divertente. No, sì, magari ma ti accompagno, poi all'ultimo minuto no, ho da fare, quindi vabbè. Come Vedi sta Stefano, adesso? quello che per te sarebbe stato un sogno, per lui magari lo... Però Vabbè, chi lo sa, ma- magari non è detto pensavo, era perché- un Christian Totti ante litteram. No, ma è come se un devi, po'. devi dividere tua madre con... Esatto. Sai, un tante conto è altre essere persone. Sonia di Super 3 per gli altri, un conto è essere Sonia sua madre, quindi Certo, sono due ruoli completamente immagino. diversi, quindi è inevitabile, insomma. Adesso sta bene. Sì, sì, Ok. tranquillo, beato, sì. Salutiamo. Salutiamo. Sì, sì, Lorenzo vive un'altra dimensione. Come, vabbè, giustamente, è giovane, ha giustamente. 20 anni. Ciao Lorenzo. Ti sento. Ciao Lorenzo. Ti capiamo. Ma invece il sodalizio con Birillo, Sì. come è nato? Birillo è stato testato sul parcheggio di Via Damiano Chiesa, quindi c'era un campo da tennis, i bambini andavano a fare la lezione di tennis e l'abbiamo testato così. Quindi quando uscivano si meravigliavano di vedere questo robot che parlava. E quindi abbiamo visto che la risposta era positiva e da lì, allora io ho iniziato nel 93, lui dopo 2 anni circa è entrato a far parte proprio del gruppo della famiglia. Subito proprio? Sì, Ah. di Super 3. E Quindi io mi ricordavo come se ci fosse stato un pre-Birillo lunghissimo, invece no. Cioè, no, forse pochissimo, erano- io diciamo da sola sono stata un paio d'anni, poi è arrivato Birillo. Però come l'hai... Cioè tu come l'hai conosciuto? Perché lui si è presentato, si chiama Mark, il suo papà, quindi è venuto, ha parlato con la produzione dicendo che lui aveva questo personaggio che voleva testare per vedere se poteva andare bene ok. nella posta di Sonia. E quindi poi ci siamo trovati comunque sulla stessa linea d'onda, anche perché lavorare insieme non è facile se non c'è sintonia, se non c'è empatia, se non c'è quel feeling quindi bastava una battuta dell'uno e dell'altro. E poi a casa i ragazzi lo vedevano, quindi c'era la risposta, no? Perché nei disegni anche Birillo pian piano cominciava a comparire, Sonia e Birillo, Sonia e Birillo, Sonia e Birillo, quindi eravamo sempre messi insieme, collegati. Ma anche fuori, cioè, facevate le gite insieme? No, No. 300 kg trasportare Stefano non è... anche perché andava smontato tutte le volte, quindi No, ma gli dicevo toglieva la testa. il papà, cioè Sì. l'umano dietro. No, devo dire no. Era molta più la sintonia in quel momento Davanti alla telecamera sempre. anche lì. Esatto, sì. Chissà Capito. se anche lui è gemelli. Infatti. Qual è? Ma sai che questo non ho, credo che sia di luglio, un cancerino. Ah, bene, quello è un bel segno. Ecco, quindi no, è un cancerino. Perché comunque sia lui, secondo me, viveva anche a modo suo questa separazione Sì. tra lui Sì, e per Birillo. quello- sì. E adesso invece dopo com'è stato il dopo Super 3? Ma sai, io ho continuato, diciamo il mio dopo Super 3, in realtà poi il fatto che mi sono trasferita definitivamente da Roma a Latina,
Quindi avevo la casa, ho dato una mano nell'attività di mio marito e quindi comunque gli impegni ce n'erano tantissimi, capito? Certo, la televisione mi mancava, però era come se qualcosa piano piano dovesse riaccadere. Quindi è iniziato con la recensione su un libro di un gruppo di ragazzi di Roma, da lì poi pian piano è ripartito un po' il tutto, quindi gli eventi, Romix, quindi diciamo io sono comunque sempre rimasta un po' Sonia di Super 3, capito? Quindi non c'è stato mai questa separazione, certo non c'era più la televisione, non c'era più fisicamente il contatto con i miei colleghi, però comunque avevo modo di continuare a fare questo lavoro in maniera diversa, però... Infatti mi diceva, dov'è? Sta È laggiù. andato, è scappato. Che avete fatto degli eventi nel Romix con Cristina D'Avena proprio, mi pare, era lì? o Quella è no? stata per la festa per l'estate di Roma a Capannelle, e quindi c'è stata questa occasione di incontrarci, quindi il pubblico che tutte le canzoni la conoscono, è bravissime, eccetera, quindi anch'io ho cantato la mia canzone della buonanotte col foglio perché non mi ricordavo le parole. Ecco, e poi vabbè, altre occasioni come Romix, li ho abbracciato, sono tornata a casa che stavo così perché poi lì, sai, non c'era ancora il Covid, ragazzi, quindi mi dispiace non potervi abbracciare, ma l'avrei fatto molto volentieri. E mentre lì c'era l'occasione appunto di questo contatto fisico perché poi la prima cosa che ti chiedono, ti posso abbracciare? Certo, io pure prima te lo volevo chiedere, però ho avuto un po'... Quindi ti posso abbracciare, quindi ma allora sei vera? Sì, sono vera, sono viva e sono vera, capito? Quindi Vero. l'abbraccio. Non ha problemi di droga. No, no, Gliel'abbiamo assolutamente offerta prima, ha detto no. No, Quindi- assolutamente no, non ho nessun problema in quel Oh, senso. questo si collega a una domanda che Sì. in questo podcast io faccio a tutti quanti gli ospiti e mi sento di fare anche a te. Tintoria è il podcast della legalizzazione, quindi io prima chiedevo a tutti quanti gli ospiti cosa ne pensassero della legalizzazione delle droghe leggere, ma questa domanda non mi dava molta soddisfazione, quindi la domanda che ho iniziato a fare è: che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana? E io ho risposto che no, non sia un tipo di rapporto. Va bene, Ok? grazie della Prego, risposta. prego. Infatti, ma che domande fai, scusa? Sonia? No, Io giustamente. sono cresciuto in Abruzzo, quindi non... Ma giustamente l'ha fatte a tutti, certo. ma siamo tutti cresciuti. Esatto. È vero, è vero. Dico anche le parolacce, quindi No, questa domanda mi si poteva non fare, le- insomma, capito? Qual è la parolaccia che dici più spesso? No, vabbè, non lo posso dire. Non la dire. Di la versione, di la versione edulcorata, tipo cacchio, per dire. A civerbolina, no, non lo dico così. A civerbolina, però, qualche che è? vaffa ogni tanto. Vaffancina. Ah, Qualche volta, ragazzi. quando Poi mi ce l'ho- meraviglio, dico, cavolo, l'ho detta, perché credo è uno sfogo così. Vabbè, sì. Da qualche volta lo dico. Infatti pure. prima ti sentivo, dicevi, l'unica volta che mi sono arrabbiata, dicevi cose di questo tipo. No, pure, Prima. no, pure incazzata qualche volta. sì, No, non l'ha detto. Ragazzi, sì, sì. Poi è un periodo, sai, le cose poi che ti capitano nella famiglia, no? E quindi, insomma, è stato un anno difficilissimo sotto tutti i punti di vista. Ho perso una persona cara, quindi quelle cose che... cioè un pezzo di casa, no? Mio padre, quindi per me è stato un impatto difficile da spiegare, eccetera. Quindi queste cose, no? Sentirmi l'affetto, sentire fanno bene a tutti, insomma. E quindi grazie ragazzi per questo invito. Figurati, Grazie a te. grazie a te. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie a te. Bene. Forse possiamo Io- andare verso la chiusura della puntata, che sono estatico, non ci posso credere Sì, io che sono abbiamo fatto... ancora sconvolto. Stefano, sia se- da questa situazione, ma dalla cosa di Mike Buongiorno. Vero, Questa roba. te la puoi rivendere questa Questa roba cosa. è- Mike Buongiorno e è Antonio spetta- Lubrano. Che Antonio Lubrano poi faceva una trasmissione. Mi manda Lubrano. Bravo, è lui, proprio Sì, lui, sì, sì. capito? chissà... Ma non so perché poi questa associazione. Vabbè. Però Chissà come. Però forse col Sione poi pure un'associazione che fa piacere, cioè comunque sia Mike Buongiorno, nome beh, top, certo, dice Festino con certo. Mike Buongiorno, no, sì. no con personaggio minore, col numero 1, Eh, che salutiamo. Certo. Ah no, Bello. scusate. Chiediamo se ci sono delle domande dal Giusto, pubblico. domande dal pubblico. Allora, come funzionano le domande dal pubblico? Chiaramente dovremmo far passare un microfono, ma c'è ancora, insomma, gli ultimi strascichi di questa maledetta pandemia, quindi voi fate una domanda e poi io la ripeto così la registriamo.
L'ho fatto il 23 maggio, ragazzi. E io posso dirla, io 23 anche della maggio. mia età, sì. Ho compiuto 54 anni. Portati benissimo. Grazie. Portati Vero. benissimo e la voce è identica, cioè Identica. hai la stessa Stessa voce. identica voce. Eh sì. Ok, e quindi sì, da poco festeggiato. È un piacere averti qua per festeggiare tutti insieme. Certo. Altre domande? Poi magari ho raccontato tutto, quello che magari volevate. Oh, che bello come a scuola, sì! Ti ricordi il primo bambino che ha detto saluto tutti quelli che mi conoscono? Bravo, no, sai, per quella era proprio. Ma quella frase. La domanda è: ti ricordi il primo bambino che ha No. detto saluto tutti No, i bambini che mi no, conoscono? sai perché non me lo ricordo? Perché quella è nata perché durante le registrazioni dell'Angolo delle Chiacchiere, quando c'erano i genitori in studio e quando arrivava il momento dei saluti, cominciavano saluta zia Maria, e vedevi i ragazzini che cominciavano, quindi era brutto, no? Poi finita la registrazione, nonno a casa, mo vedrai quante te ne dice, perché non è. Quindi questi poveri ragazzini disperati perché non avevano salutato, quindi avevo capito che già c'era la tensione di una puntata, di una registrazione, poi aggiungere anche questo, quindi a un certo punto ho detto, quando non vi ricordate, dite semplicemente saluto tutti quelli che mi conoscono. E quindi quella è stata la formula magica per evitare drammi familiari, capito? E quindi da lì avevano cominciato a tutti quanti a fare questa cosa. Però il primo no. È come quando magari incontro qualcuno, che adesso magari alla tua età, fa ti ricordi di me quando sono venuto in trasmissione? Cioè, capito? 6 anni, 7 anni. Tu non sai se dire in quel momento sì, no, perché magari ci rimane male. Sì, forse, però insomma, mi piacerebbe moltissimo, però non ho questa memoria fotografica e trasformabile. No. Ma invece tu dicevi, vabbè, i bambini non ti preparavi mai niente, sì, portatemeli e poi facevi tutto a braccio. Sì. È mai successo che andasse proprio male, che a un certo punto dici che questa puntata è da buttare? Che... No, Totò, non abbiamo mai buttato una puntata. Vedi? I ragazzi sono sempre stati molto molto bravi. Dimmi. Allora, c'è una letterina che non hai potuto leggere per il suo contenuto? Cioè ti ricordi di una letterina che proprio hai detto no? Ripeti. Guarda, tutte le letterine, io le letterine le ho sempre lette tutte, cioè non potevo leggerle tutte in video perché era impossibile, però quelle che non leggevo in video mandavo la cartolina con i miei saluti a casa, quindi comunque ringraziavo tutti perché era doveroso, se poi c'era l'indirizzo corretto, certo la mia risposta arrivava, comunque insomma molte letterine sono rimaste nelle borse delle madri e si è scoperto più tardi che non erano mai state spedite. Però insomma cercavo sempre di dare la risposta, se non in video comunque per iscritto la cartolina per ringraziare, c'erano delle calligrafie, a volte leggevo delle cose con estrema difficoltà, però era divertentissimo perché magari i bambini più piccoli, sai le lettere un po' come il medico come scrive, no? Un po' così. E qui però cercavo di dare sempre una risposta a tutti, insomma, anche perché pensare che c'era qualcuno che dall'altra parte si era messo lì che scriveva con difficoltà tutto quanto, insomma il minimo era leggerle. rispondere, e certo. E quindi invece a volte delle madri malefiche prendevano la busta dicendo adesso gliela mando a Sonia e poi non te la mandavano. Sì, molte ne sono uscite fuori dopo, quando mamma mi ha detto che non ti ha mai spedito la lettera e diceva che eri tu che eri cattiva che non la volevi leggere. Vedi? Capito? Adesso Vabbè. c'è che arrivano dei signori di 35 anni e ti dicono guarda io ti avevo mandato tante lettere Esatto. ma mia madre... Oppure tante mamme che venivano poi in studio e mi conoscevano, però le devo dire che è simpatica, perché sai, magari no, il fatto che il bambino Sonia, capisco, cioè potevo anche rendermi conto che la situazione forse dall'altra parte non era così carina, no? Cioè per i piccoli. Poi magari quando venivano, sai, l'accoglienza, allora si rendevano conto che non venivo da un altro pianeta, che sì, il mio lavoro era andare in video, ma ero una persona del tutto normale, insomma. Cioè, io ero una persona del tutto normale, capito? Però per chi magari l'idea di chi lavora in televisione, sì, magari c'è anche, no? Chi vuole l'acqua Perrier solo a temperatura 37,8 gradi nel camerino, magari c'è, non lo so, io adesso sto dicendo una Noi cosa. invece gin liscio, tiepido. Quindi- Diciamolo questo. Senti, invece, tornando indietro, se tu avessi avuto più potere all'interno del programma, o comunque col senno di poi, ci sono le cose che avresti fatto diversamente, che adesso dici certo avrei potuto fare questa cosa in più o questa cosa l'avrei fatta
così al posto di così? Ma guarda, di cose diverse ne avevamo proposte tante. Qualcuna sono riuscita a farla, così come quello sui mestieri, perché c'era poi la domanda: che cosa vuoi fare da grande? E quindi quello ci ha permesso addirittura, non so, di andare a Pratica di Mare, intervistare il pilota d'aereo, oppure l'hostess, l'infermiera. Quindi c'erano delle cose che mi sarebbe piaciuto magari amplificare, dare più spazio ai bambini, fare delle cose diverse. Però siccome era una formula che andava bene e quindi non cercavano, ero io magari che dovevo diventare bionda, perché mi era stato chiesto di diventare bionda, e più che magari, non so, rendere la trasmissione un pochino più lunga, fare delle cose diverse, magari dei servizi diversi con perché mi piaceva molto portare gli animali in studio, insomma, volevo fare un sacco di cose, invece andava bene così e così bisognava... Ok, hanno pensato squadra che vince non si cambia, andiamo esatto. avanti così. Beh, gli animali in studio, incredibile, tra l'altro da precursori di quello che fanno adesso nei late night americani, dove portano gli animali esotici, magari, non so se... Però vedi, già Striscia c'ha il cagnolino, no? Infatti, che poi quella è una cosa che volevo fare anch'io, non me l'hanno mai fatta fare. Mai. Va bene. Va bene? Aspetta, c'è una mano alzata. Sì. C'è mai stata la possibilità, anche solo il pensiero, di un ritorno? Guarda, ci sono state delle occasioni, no? Quando la televisione ha chiuso, anche Rete Oro mi aveva chiesto se era possibile rifare la stessa cosa, però poi c'era il problema degli sponsor, anche perché poi col digitale terrestre la televisione locale ha subito una vera e propria mannaia. E quindi ho provato anche ad inserirmi in altri contesti, però certo è sempre stato molto complicato, perché poi, essendo una dipendente, quindi non c'era la gente, quindi ho scritto a tutti, però niente, vabbè, mi piacerebbe se ci fosse una bella proposta, una cosa divertente, anche un po' strana e pazza, sarei pronta, insomma, perché poi alla fine è divertente, insomma, ma mi piacerebbe moltissimo. Prossimamente Sonia su Netflix. Sì, cioè, sarebbe fare una posta bellissimo. strana coi pazzi, cioè, ma sì, è una cosa che, cioè, a pesce proprio. Abbiamo un'altra domanda. Sonia, c'è bisogno di te anche per regalare di nuovo uno spazio ai bambini, non ci sono più negozi di giocattoli come una volta, non c'è più uno spazio per i bambini. Secondo me dovresti pensarci seriamente, hai una responsabilità. Lo so, mi piacerebbe moltissimo, guarda, ma magari anche domani, cioè, riapportarmi anche con i più piccoli sarebbe fantastico, quindi chi Diamo lo il sa. messaggio da Tutti Tintoria. i vostri pensieri positivi possano giungere. Diciamolo ai produttori che guardano Tintoria, cioè state facendo una cazzata incredibile, Sì, cioè infatti. state facendo passare un'occasione irrepetibile. Quindi Sai, lo a volte, diciamo da magari, Tintoria. può essere l'età, ci ho pensato anche questo, no? Però magari uno ha sempre tanta di quell'energia, voglia di fare, di dire, che anche l'esperienza magari, no, è importante, perché 25 anni, insomma, voglio dire, ho iniziato dal niente e quindi spero sempre. Al momento mi godo queste occasioni per potervi, ecco, parlare, stare insieme con voi e grazie ancora per avermi Infatti, chiamato ed invitato. Grazie a Sì, te. speriamo di poter fare qualcosa quando diventeremo anche noi ricchi Va e bene. famosi. E produttori, E quando saremo produttori. da quel lato della Va staccionata. bene. Va Magari bene. posso fare la posta di nonna Sonia, cioè, visti i tempi. Beh, quello... Sia Sonia. Sia dai. Sonia, sia Sonia. Sia Sonia, vabbè. Vabbè. Allora, vado a chiudere. Grazie mille a tutte, grazie mille a tutti. Facciamo un altro applauso a Sonia, Grazie. che ha realizzato un sogno mio e di Stefano. Grazie Stefano, grazie Gabriele, grazie Reto, grazie a Zalib. La puntata la potrete trovare online tra un paio di giorni. Grazie mille a tutte, grazie mille a tutti. Ci vediamo alla prossima puntata. Adesso c'è un fuori onda. Aspetta, no, Sì. delle domande in Questa è extremis. dopo i titoli di coda. Tantissime. Non- Se la mettete, sì, perché io le parole dopo un po' non me le ricordo più. Allora, Aspetta, cerchiamo il testo. Notte è notte oramai, tardi, lo sai, dorme il cane, dorme il gatto, e nell'acqua i pesci rossi sbadigliano. Notte gli stelle verrà, notte serena sarà, tutti
voi! Grazie. Sono commosso. Grazie, grazie a tutti. È stato bellissimo. Grazie mille. Grazie veramente.